Oggi cosa non ha funzionato? Ma l'approccio alla gara è stato buono, sapevamo di affrontare una squadra importante che gioca bene a calcio e ahimè c'è anche l'avversario, sul gol hanno messo una gran palla, probabilmente l'uomo l'ho perso io dentro l'area e Zervato è stato cinico nel concretizzare una delle poche occasioni che loro hanno avuto. Secondo te su cosa bisogna migliorare per trovare la continuità nei risultati? Partiamo dall'atteggiamento, mi è piaciuto comunque l'arrembaggio della squadra, non abbiamo mollato fino alla fine, ci abbiamo provato a recuperare la partita, sicuramente migliorarsi costantemente in allenamento, con l'atteggiamento giusto, con la voglia di provare a mettere qualcosa in più ognuno è la chiave per poter uscire da un periodo negativo o comunque evitare sconfitte. Su cosa lavorerete in questa settimana che arriva? Sicuramente dal punto di vista del gioco abbiamo espresso secondo me una buona partita, lavoreremo su quello che analizzando a video non è riuscito in questa partita per far sì che nella prossima gli errori non capitino di nuovo.